diciamo, nuovo a questo tipo di proposta di laboratorio, abbiamo pensato di organizzare questi momenti conviviali tra imprenditori e successori proprio per cercare di scambiarci le nostre esperienze rispetto al tema del passaggio generazionale. L'idea di incontrarci attorno ad un tavolo ci pareva un'idea carina e anche facile da gestire visti i vostri tempi e le vostre carichi di lavoro quotidiani, per cui ci si trova insieme a mangiare, è più facile, diciamo, dico sempre stanarvi dall'azienda, visto che l'imprenditore veneto è così oberato e preso dalle urgenze quotidiane. Il tema di questa sera, abbiamo pensato a un tema di moda, la leadership. Diventare leader si può allenandosi tutti i giorni. Un tema un po' provocatorio, i nostri relatori questa sera ci aiuteranno a capire se leader si nasce, leader si diventa, se possiamo dotarci di strumenti anche di tipo organizzativo per aiutare l'organizzazione, il gruppo di lavoro a operare utilizzando appunto le modalità e le caratteristiche della leadership. La forma di poche persone, una cosa intima, è voluta. È quel modo attraverso il quale, secondo noi, ci si può parlare, potremmo dire, senza il timore di socializzare con troppe persone i dubbi, le perplessità o le paure che ragionevolmente un imprenditore, anche lui o anche lei, può avere rispetto alla soluzione o come affrontare determinati problemi. Devi saper bilanciare una parte di autorità con una parte comunque amichevole o che aiuta. Il leader secondo me si nasce, qualcosa che uno dentro man mano arriva fuori. Il leader non deve far vedere ai collaboratori i punti di debolezza, altrimenti passa sullo stesso piano, sui piani più bassi. E quando è in difficoltà? Deve avere uno suo spazio con delle persone da confidarsi, secondo me, non all'interno dell'azienda. L'immagine che dai tu, e io su questa concordo, è che sostanzialmente l'imprenditore è un uomo solo o una donna sola dentro un'impresa, nel senso che deve dare risposte agli altri, però quando non ha risposte lui rischia che manifestando tutte le sue, tra virgolette, debolezze, no? La sua autorità o comunque la sua leadership possa essere messa in... Per me il leader si diventa, però come si diceva prima bisogna avere un qualcosa nel carattere che deve emergere nel tempo. Buon appetito in Intanto che tu parli noi cominciamo a parlare. Con mio freno. Leader comunque ti riconoscono gli altri. Il leader secondo me è una persona che nelle difficoltà sa cercare la risposta ai problemi, o meglio, se ha carenza nell'affrontare un problema, trova un'altra persona o un qualcosa che glielo fa risolvere. Cioè, non è che il leader sa fare tutto, però deve sapere dove andare a trovare la soluzione. Quindi magari è uno snodo critico, alcune volte è lui, quello o lei che trova le soluzioni, in altri casi è lo snodo critico attraverso il quale l'azienda, cioè, usa la tua rete di relazioni anche esterne per risolvere. Comunque più si nasce si diventa? Si diventa, però si deve nascere con qualcosa, non tutti diventano leader. Io non sono leader attualmente, spero di diventare. Per me essere leader significa che gli altri riconoscono che possono trovare una risposta in qualsiasi difficoltà, in qualsiasi momento, e guardando anche il mio operato, dove è manifesto ovviamente, guardando quel mio operato
ho bisogno, cioè mi riconoscono leader semplicemente per come mi vedono e per quello che sono capace di far vedere loro. Quindi passa anche nel tentativo di creare un desiderio anche di emulazione anche nei confronti dei miei collaboratori. Se i miei collaboratori vedono che il mio operato porta, il mio modo di comportarsi porta a certi risultati, se loro desiderano arrivare comunque a certi risultati o comunque dimostrare di essere capaci di arrivare a certi risultati e lo fanno seguendo anche quello che ho fatto io, sicuramente ottengo lo scopo di far passare il mio modo di vedere e il mio modo di operare. E seconda cosa non è un qualcosa di imposto di autorità, non è una forma di autoritarismo, ma è un qualcosa che nasce e che rimane. I leader nei diversi sport, nei diversi ambiti aziendali, eccetera, tutti o quasi mi rispondevano con parole diverse, però lo sono diventato, non sono nato. Sicuramente avevo delle caratteristiche nel cassetto, nel mio DNA, nella mia forza, che mi hanno portato sicuramente. Avevo dei talenti, diremmo. Però Yuri Keki è alto così, voglio dire, rispetto a altri atleti, no? E lui ha superato questo fatto di essere piccolissimo, perché è piccolissimo, con una forte determinazione. Quindi non era un leader come invece Igor Cassina, che è alto 1,82 m ed è fisicamente portato per fare quel movimento alla Cassina, che è l'unico al mondo a farlo, voglio dire, no? E questo anche per imprenditori o manager che sono andato a intervistare. Quindi io credo molto di più sul fatto che hai delle caratteristiche, perché no? Però certe caratteristiche te le procuri sul campo, grazie mille. Te le procuri lavorandoci sopra, no? Appunto come abbiamo dato nel tema della giornata, della serata, allenandoti. Cioè se tu ti alleni su determinate cose e sai soprattutto che sono i tuoi punti di debolezza, ti alleni, alla fine fai i muscoli, non dico come Yuri Keki, ma quasi. Che lui, quando gli ho toccato il muscolo così, non ce l'ho mai detto. Lui mi guarda e fa, no, non gli è tanto, mi fa, perché tu quel muscolo lì ce l'hai in un'altra parte e ti deve dire sulla testa, no? Voglio dire, non sta mica a credere sta roba, no? E lui mi spiegava che quando non si allena, il suo muscolo così, che fa paura, preso con due mani, no, ancora non riuscivo a chiudere, si affloscia come il mio. Quindi non scambiamo la leadership con l'organigramma. La leadership, come vi ho detto, può essere anche nel magazziniere. Quello che vi ho citato è un aiuto magazziniere, non è il magazziniere, però è un leader nel suo settore, nel suo modo e soprattutto nel suo comportamento è un leader. Perché? Perché tutti lo ascoltano, trascina il gruppo. Quindi il capo, quando c'è un problema a cui lui non può risolvere, va ad Antonio, dice: Antonio, cosa dici? E il capo deve stare attento, perché se lo prende di punta lui dice: il capo ti sente. Se invece lo prende bene gli dice: beh, insomma, vedremo un attimo. E il gruppo si conforma su di lui. Quindi attenzione, perché la struttura organizzativa, l'organigramma, non vuol dire che quello è il leader.